Buonasera a tutti e benchiatas con Gnovis. Impenade di infez di Covid in Friuli Venezia Giulia. I news cash UE sono 3.037 su 9.650 tampons molecolari antigenics. All'ieri dall'invier passato che non si registrava un numero di casi così alto. Ai 3 di febbraio i casi positivi sono stati 3.149. Pandemia in crescita a pet di settimane passate. Martars, in casi positivi, ieri in stas 2.607. Le vittime di UE sono 3, tutti in provincia di Udine. I ricoverati in terapia intensiva sono 6, le persone ricoverate con Covid in altri reparti sono 201. 164 milioni di euro, 70 arrivano in svariazioni di bilancio licenziati da Commissione del Consiglio regionale che dentro dal mese di luglio completeranno il loro percorso in aule. La manovra è cresciuta di 43 milioni di euro, sapete, le settimane passate, quando è arrivata a 621 milioni. Le risorse giuntate in più che a un inchiantonamento in vista dall'intervento di ottobre approvvio in l'istituzione di un fondo di 30 milioni di euro destinati agli enti locali e altri 9 milioni di euro per un programma straordinario per garantire il bisogno di aghe in giunte ai 9 milioni di euro già stanziati. La scelta di tenere risorse e le ade, sclarisce l'assessore regionale Financi Barbara Zilli, ai primi effetti di una recessione tecnica che in gli ultimi 2 trimestri dall'anno e finirà per dimostrarsi in tutte le sue drammaticità. E per farsi chiata pronta, Giunte Zilli, ovviamente tutti in bande, già risorse adattis. Più sicurezza in vista dai mesi estivi, taccando Lignan dopo la grande baruffa dal fin settimana estate e là che UE è stato creato il commissariato. Il sindacato FSP Polizie di Stato mette in evidenza che per garantire il pattugliamento al territorio a servizio in più agenzie, ma il numero al continuo a ridursi in tutta la regione. Per il segretario FSP Raffaele Padrone, di fatti news in servizi sono tutti casi in numero più basso dei riesciuti per pensionamento. Una serie di robaris tesa abitazioni, l'Aris tra San Giorgio di Noia, Tisane e Torri Zuin. Di 3 diverse abitazioni sono state rubate gioielli e contanti per un valore complessivo di 22.000 euro. A San Giorgio hanno portato via gioielli di aure per 10.000 euro. A Torre è stato rubato un anello con diamanti di 7.000 euro. A Tisane invece sono state fatte bottinate di gioielli e bessi in contanti, il totale delle robarie alle di 4.500 euro. Investigazioni dai carabinieri. È stato un fuoco doloso la notte passata a Tomiec. Qualcuno l'ha incendiato 2 veicoli commerciali che erano parcheggiati in Garibaldi. Fums dalla combustione è arrivata una palacina d'ogni là che 2 giovani che intanto si sono rifugiati in tal bagno dal loro appartamento sono restati intosseati. Pordenone è la capitale pluriciclone dal Friuli Venezia Giulia con l'85,2% di raccolte differenziate e una produzione di rest sec per om di 74,9 kg annuali. Ad Iluale il report elaborato con i DAS dal 2021 di Lega Ambiente. Al fascio chiamo migliore Muimans che è arrivata all'80,8% di raccolte differenziate e una produzione di rest sec di dome 33 kg l'anno per cittadini. Ben anche Chions e Purcie. Dopo Trentin e Venit, che hanno il 28,3 e il 26,2%, il Friuli Venezia Giulia risulta la terza regione d'Italia aveva più numero di cittadini in raccolte differenziate, sono il 18,9%, quasi un cittadino su 5. La Madonna de Montsante dal Lussari e i Sans Patrons Ermacore Fortunata continuano a proteggere la regione, che ha fatto la Glesia e Mari di Aquilè, una chiesa ospitale in stato di mantenere la sua specificità. Tale un dai diversi riferimenti storici che hanno caratterizzato l'omelia dal Cardinale Dominique Mamberti, che in te cattedrale di Udine ha celebrato la Santa Messa dedicata ai 2 patrons, cerimonie che è stata accompagnata dal coro delle cappelle
Accadelle Musicale Pontificie Sistina e caratterizzate sedi dall'uso di formulis originals aquileiesis che des lenghis furlane e slovene. Una festa importante perché sono i nostri santui, i santui di Udine, ma anche di tutto il Friuli. E ricordare questi momenti è importante perché facciamo un po' di memoria su che è la divininza dal nostri sei, noi partendo da Aquilè, tutta le nascite a Aquilè, la nostra fede cristiana, ma io credo l'identità del popolo furlano, credo anche la lingua che si è nascuta proprio in quel look e che dopo si è sparniciata su tutto il territorio furlano. Quindi è importante ricordare questi momenti, che non è dome sotto l'aspetto religioso, ma anche sotto l'aspetto identitario, proprio come popolo, come identità, come culture furlane. E alle tutte, parusgnot, gnovis, al torne, come sempre domani, snuvman col vinche sozzere. Grazie per l'attenzione e buone serate. Arrivederci.